Siamo oggi nell'ambito di una settimana importante per il Delta del Po, che è la settimana della sostenibilità, Po Deltas Week, una giornata dedicata al mondo della pesca e dell'acquacoltura, che è una delle grandi risorse di questo delta e di tutta la costa veneta in generale. Quali sono le politiche, le strategie e gli indirizzi che i gruppi d'azione costiera adotteranno e metteranno a terra a livello locale nella prossima programmazione? Qual è l'impostazione che oggi viene presentata del nuovo fondo per la pesca? Sì, la nuova programmazione 21-27 è praticamente in questi giorni sta partendo perché il nuovo programma nazionale FEAMPA 21-27 è stato approvato il 3 novembre del 2022 e quindi in questi giorni lo Stato, l'autorità di gestione nazionale, il Ministero, il MASAF e le regioni hanno intrapreso gli ultimi adempimenti per l'avvio della programmazione 21-27. Per i gruppi di azione locale vale quanto vale a livello nazionale, ossia un nuovo programma molto più snello, un programma che non ha una serie di vincoli e preclusioni come magari sono stati sempre nella passata programmazione i programmi precedenti, e quindi questa volta la programmazione è molto più snella, è molto più semplice e lascia al decisore locale, nella fattispecie alle regioni, la possibilità di adeguare i propri interventi su uno schema libero e quindi sempre di più vicino al territorio. Questa volta sicuramente ci sarà un'attuazione delle politiche e anche quindi a livello del CLLD e quindi GAL della pesca una possibilità di adottare strumenti e strategie che sicuramente sono più vicine alle necessità del territorio locale, e quindi in questa giornata è importante, fondamentale anche per diciamo così, accogliere le istanze del territorio e cominciare a ragionare sull'avvio delle strategie, che deve essere imminente perché entro il 3 novembre del 2023 dovranno essere approvati i GAL della pesca ai sensi del programma nazionale 21-27.